Buonasera, ospite di questo nostro TVA speciale, e questa sera il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Grazie sindaco per aver accettato il nostro Buonasera, grazie invito. A voi. Il sindaco Pendolino è stato eletto, ricordiamo, nel 2017 al Comune di Aragona come sindaco. Ecco sindaco, un breve consuntivo di questi 5 anni, poi avremo modo di approfondire meglio le varie tematiche nei vari settori del Comune, però ecco, volendo fare un sommario breve, che sindacatura è stata? Devo dire che è stata una sindacatura difficile per tanti motivi, difficile per colpa anche dei cambiamenti normativi da parte del governo, perché l'armonizzazione di bilancio ha portato in ginocchio quasi tutti i comuni. Il comune di Aragona era un comune finanziariamente, diciamo, debole, e quindi siamo stati costretti a dichiarare il dissesto finanziario con tutto quello che comporta. Diciamo che non siamo solo il Comune di Aragona, perché poi voglio dire, anche tutti quelli che hanno cercato di resistere oggi si trovano anche loro in situazioni di grande criticità, vedi Canicattì, Naro, Licata e tanti altri comuni che non ricordo, che sono proprio lì per lì, perché l'armonizzazione di bilancio e i cambiamenti normativi per quanto riguarda specialmente i paesi del sud, che scontano il fatto di non avere riscossioni con percentuali elevate, poi alla fine ecco, si arriva a una situazione di criticità finanziaria. Poi diciamo che tutto sommato è stata una bella esperienza, un'esperienza diciamo anche formativa. Siamo riusciti a fare tanto anche con mille difficoltà, perché voglio dire, una volta insediato mi sono concentrato su tutte quelle che erano le criticità del comune. Le criticità erano diciamo tutte le strutture comunali, a partire dallo stadio comunale, a partire dalla palestra comunale, dell'asilo nido, delle scuole, della villa comunale, che poi siamo stati costretti anche a chiuderle perché inagibili. Oggi diciamo la soddisfazione è che tutte queste cose sono state progettate. Abbiamo avuto diciamo, la fortuna di averle finanziate e sono tutti cantieri aperti che vanno verso la definizione. Qualche cosa è stata completata, come la scuola Scifo, lo stadio comunale, stiamo completando la villa e tutti gli altri cantieri sono tutti aperti. Ecco, il fatto che si opera in dissesto, cosa vuol dire? Vuol dire no a tante iniziative, a tante istanze, a tante richieste che la gente le fa? Operare in dissesto è una situazione critica, perché il dissesto ti impone totalmente la restrizione delle spese, specialmente anche degli investimenti, perché alla fine tu puoi spendere soltanto se documenti che quella spesa, se non la fai, ti porta o ti arreca un danno all'ente, altrimenti non la devi fare, perché devi chiaramente risparmiare per uscire fuori dalla crisi finanziaria. Questo ha fatto sì che non siamo riusciti a centrare diversi obiettivi, come per dire c'era un obiettivo per quanto riguarda l'illuminazione pubblica che prevedeva però la compartecipazione del comune come punteggio, più mettevi compartecipazione più punteggio, ma era in una quota del 10%, però noi alla fine non potendo mettere nessuna compartecipazione abbiamo già avuto un progetto ridimensionato sotto il 1 milione, perché altrimenti sopra il 1 milione eravamo costretti a mettere obbligatoriamente il cofinanziamento, ma questo ha fatto sì che, vero è che il progetto è stato fatto bene, il progetto è entrato tra i progetti ammissibili e finanziabili, ma per mancanza di risorse non siamo riusciti ad ottenerle. Come tante altre iniziative che prevedevano la compartecipazione non abbiamo potuto partecipare. Non si possono fare iniziative per quanto riguarda lo sviluppo economico, perché poteva essere anche un volano spendere qualche soldo per qualche manifestazione, per qualche evento, ma questo non si poteva fare tranne che con gli sponsor, e poi molto spesso sia io che la Giunta ci siamo autotassati per fare qualche manifestazione. Ricordiamo quant'era il dissesto, credo sui 4 milioni se non ricordo male. Allora, il dissesto praticamente c'era un mancato pareggio di bilancio per circa 2 milioni e mezzo di euro.
e quindi una volta che c'è stata la relazione sia del ragioniere che del revisore dei conti, quindi poi siamo stati costretti a dissestare. Oggi siamo nella fase di riequilibrio, in questi giorni sono arrivate le ultime, diciamo, note da parte del Ministero dell'Interno per ottemperare a qualche altra cosa, però diciamo sono soltanto aggiustamenti di carte, ma bene o male diciamo che il bilancio va bene, quindi spero a breve di avere... Quindi in questo lasso di tempo siete riusciti a portare il Comune al riequilibrio. Cosa vuol dire riequilibrio? E uscire dal dissesto sostanzialmente? Riequilibrare significa avere dei bilanci che vanno a pareggio, significa avere diciamo, quella tranquillità economica di poter avere quelle risorse per gestire un comune serenamente, perché ad esempio il Comune di Aragona per quanto riguarda la quota investimenti spessissimo veniva spesa per spese correnti, perché essendoci debiti arretrati, decreti ingiuntivi, pignoramenti e quant'altro, si era costretti sempre a mettere le toppe. Oggi devo dire che questo non c'è, infatti dico, gli aragonesi questo lo notano sicuramente da circa 3 anni che non ci sono più scioperi degli operatori ecologici, ma questo perché? Perché realmente siamo riusciti a fare quell'economia tale che ogni mese paghiamo le fatture alle imprese, le imprese pagano gli operatori, quindi non ci sono disservizi. Mentre prima non era possibile questo per via del buco di bilancio che c'era. Ma prima, una volta che si andava sempre a cercare di tappare i buchi, poi va a finire come quando un'azienda è in crisi, o vai a dichiarare diciamo, non dico il fallimento, ma quantomeno il concordato, e quindi riesci a tamponare un pochettino, a ricucire la situazione, o altrimenti vai in default, cioè il dissesto non è altro che il default. Quindi lei diciamo riconsegnerà al futuro sindaco un comune sistemato? Sì, diciamo che riconsegnerò un comune sistemato che ha tutti diciamo, gli edifici pubblici e le strutture sportive e sociali tutte ristrutturate o in fase di ristrutturazione. E devo dire, questo fa sì che riduce anche quelli che sono poi i costi della manutenzione, perché quando un edificio è fatiscente ogni anno tu spendi soldi, ma è come se buttassi soldi nel pozzo, perché alla fine, mentre quando tu vai a ristrutturare totalmente un edificio, almeno per 10-15 anni, non hai la necessità di andare a fare spese. Quindi, devo dire che questa è una soddisfazione che possiamo, ecco, dichiararla apertamente al pubblico, perché siamo riusciti veramente con 1000 difficoltà a sistemare tante cose e diciamo avere un paese degno di nota. Questo diciamo è stato possibile grazie anche alla collaborazione dei suoi collaboratori e del Consiglio Comunale. Ecco, qual è stata l'azione anche sinergica che il Consiglio Comunale le ha dato? Abbiamo agito in sinergia, il Consiglio Comunale ha sempre approvato tutte le proposte e gli atti che abbiamo sottoposto, ho avuto una buona squadra di governo, assessori titolati e competenti, e questo ha fatto sì che, ecco, di arrivare a questi risultati. Una squadra che, devo dire, se non ricordo male, è partita come, cioè sta finendo come iniziata, insomma, non ha avuto grossi cambiamenti. Tranne qualche assestamento, poi diciamo che come abbiamo iniziato stiamo finendo. È una squadra affiatata che ha lavorato bene e spero di continuare a lavorare. Quindi lei diciamo che ha le carte in regola per una ricandidatura, ci sarà una sua ricandidatura, diciamo? Approfittiamo di questo pulpito. Sì, io mi ricandido anche perché voglio portare a compimento un progetto che, ahimè, prima per il dissesto e poi per la pandemia non sono riuscito a portare a termine, e quindi dico, avere la possibilità di portare a compimento tutte queste opere che sono iniziate e definire un programma che è rimasto monco, perché per 2 anni abbiamo dovuto contrastare questa pandemia che ci ha
rubato, ci ha fatto stare in ansia prima e rubato tanto tempo dopo, perché voglio dire, tutte le novità normative, zona rossa e zona gialla, per quanto riguarda, voglio dire, tutto quello che è poi la rete di aiuti per le imprese, per le famiglie, quello e l'altro. Cioè, ora ne parleremo chiaramente. Sì. Dico, in questa ricandidatura lei si riposizionerà da un punto di vista politico? Diciamo, qualche 15-20 giorni fa lei ha annunciato anche che ha lasciato, insomma, il leader cui lei da tanti anni ha militato, che insomma il vicepresidente dell'ARS. Come mai? Quali sono state le motivazioni e con quale nuova aggregazione politica affronterà il test elettorale dei suoi cittadini? Con quale coalizione chiederà? Guardi, quale scelta politica? La coalizione, insomma, sarà una lista come civica. Si presenterà? La coalizione sarà sicuramente una lista civica, anche perché, voglio dire, è la legge che lo impone. In un sistema maggioritario ci sono i 2 schieramenti o i 3 schieramenti, comunque con 12 candidati per schieramento, quindi poi alla fine diventa più un'alleanza di persone nei piccoli centri che partitica, diciamo. Io, per quanto riguarda la mia posizione, ecco, io l'ho dichiarato nei comunicati stampa, per ora non aderirò a nessun partito politico, ma lavorerò per la mia cittadina e per i miei cittadini intensamente, e poi vedremo, anche perché in questo momento non è che diciamo, né a livello regionale né a livello nazionale ci siano degli schieramenti ben definiti. Ora tutto è in aria, lo vediamo a livello nazionale, dove abbiamo un centrodestra che parte al governo e parte all'opposizione, una Forza Italia che dipende da un leader che diciamo ormai per età anagrafica vacilla, quindi dico, andare a fare delle scelte oggi sarebbero delle scelte azzardate che poi magari uno dopo deve cambiare, quindi sembra come quello che ecco, cambia casacca spesso. Io non sono abituato a cambiare casacca, lo dimostra il fatto che sono stato 30 anni per rapporti personali con l'onorevole Di Mauro, non abbiamo condiviso alcune scelte politiche, ma fermo restando il rapporto di amicizia e di stima personale che ci lega, diciamo che ecco, politicamente io ho fatto questa scelta. È stata una notizia che ha destato parecchio scalpore tra la gente, tra gli addetti ai lavori, insomma, perché lei da sempre, come è stato sempre vicino politicamente. Sì, io per 30 anni sono stato sempre vicino a Roberto Di Mauro, l'ho apprezzato e lo apprezzo come persona, come sensibilità di uomo e di padre, però le ultime scelte politiche, dico, non le ho condivise, e quindi ho deciso, comunicandolo anche prima ai vertici del partito e all'onorevole Di Mauro stesso, di uscire, ecco, e dichiararmi indipendente. Poi strada facendo vedremo quale sarà. Ecco, come vede il quadro politico in generale e con sindaco come si rapporta con la politica regionale e se ci sono dei rapporti anche con quella nazionale? Guardi, i rapporti oggi sia con la politica regionale che con la politica nazionale, meno, perché l'approccio è sempre con la politica regionale, sono ottimi. Devo dire che il governo regionale è un governo che... Ecco, lei è soddisfatto dell'azione del governo regionale anche nei confronti chiaramente delle varie possibilità, non so, finanziamenti che sono arrivati da parte dell'amministrazione regionale? Ma guardi, io dico che in fondo non è stato un brutto governo. Dico, io ho avuto un buon rapporto sia con i dirigenti regionali che con gli assessori regionali. E diciamo che poi tutto sta nella capacità e nell'azione amministrativa locale, perché ormai i bandi sono tutti collegati ai fondi europei. I fondi europei prevedono delle griglie ben dettagliate, quindi o l'amministrazione comunale è dotata di progetti esecutivi fatti bene e che rientrano, diciamo, all'interno di quelle griglie che danno i relativi punteggi, e quindi vai a finanziamento. Altrimenti non è più come una volta che il finanziamento era a discrezione
o alla vicinanza politica o al peso elettorale che aveva un sindaco o un'amministrazione comunale nei confronti del governo della regione. Oggi non è così. È buono che non è così, perché ecco, va avanti chi dimostra di avere capacità e professionalità accanto, che sono in grado. Lei è soddisfatto? di gestire. Lei ha un buon ufficio tecnico che Guardi, permette la progettazione di partecipare ai bandi, come invece lamentano tanti comuni che per situazioni varie non hanno un buon ufficio tecnico che permette di progettare e partecipare ai bandi, e quindi diciamo si perdono delle opportunità di finanziamenti per il proprio territorio. Io ho avuto un buon ufficio tecnico fino al 31/12 del 2019, che mi ha consentito di raggiungere tutti questi traguardi, perché voglio dire, abbiamo una sfilza di opere finanziate e grazie al lavoro dei tecnici comunali. Ahimè, la quota 100 ha fatto sì che dal 2019 a oggi sono andate in pensione più di 40 persone, per lo più professionalità, tutte categorie D, che qualche difficoltà oggi si è creata. Non c'è stato un ricambio. Un ricambio non c'è stato, scusate, e non ci può essere perché siamo in dissesto, ecco, quindi fino a quando non usciamo dal dissesto non possiamo andare a bandire concorsi. Poi abbiamo il discorso che stiamo cercando di stabilizzare tutti i contrattisti. Ahimè, questa è una brutta piaga, perché dico, ci sono diverse persone che sono stati precari per decenni, quindi stiamo cercando anche di avere un occhio a questo precariato per farlo uscire fuori e dare dignità al lavoratore. Ci sono delle agevolazioni da parte della Regione per l'assunzione, per la stabilizzazione dei precari? Sì, no? Noi siamo, penso entro il mese di aprile, di stabilizzare tutti i contrattisti, e dopodiché poi, una volta usciti dal dissesto, cercare anche di stabilizzare tutti i lavoratori socialmente utili, che ormai sono diventati, diciamo, il fulcro principale, perché andando in pensione tutti i dipendenti del ruolo, diciamo che se non fosse per loro il Comune sarebbe veramente in grande difficoltà. Quanti dipendenti ha il Comune di Aragona? Ma oggi diciamo che abbiamo 44 dipendenti del ruolo, ma se poi lei considera che noi abbiamo ancora la gestione delle reti idriche, quindi ci sono 3 fondanieri, se considera che poi ci sono 4 dipendenti che al cimitero, 8 vigili urbani, 3 alla manutenzione, cioè all'interno degli uffici rimangono una ventina di persone, una ventina di dipendenti del ruolo. Poi pare che prima eravate circa 100, se non ricordo male. Sì. Io ho fatto poco fa riferimento al governo nazionale, perché lei ha partecipato a delle manifestazioni con l'associazione dei comuni a Roma, per cui diciamo, per questi famosi benedetti fondi del PNR, diversi sindaci della provincia di Agrigento siete stati presenti. No, io purtroppo non ero presente per problemi di salute, ho avuto un distacco di retine e quindi in quel periodo non potevo viaggiare. Però idealmente dico, ecco, il discorso qual è? Il discorso è quello. Questi fondi del PNR, ma guardi, la preoccupazione è tanta, perché per avere fondi del PNRR ci vogliono i progetti, e noi diciamo quasi tutti i comuni, con il fatto di avere carenze per quanto riguarda gli uffici finanziari e gli uffici tecnici, perché le maggiori carenze sono in questi settori, e questo fa sì che non c'è la possibilità di avere progetti esecutivi, progetti cantierabili, ed diventa difficile, quindi lì ci vuole un occhio da parte del governo sia regionale che nazionale per dare la possibilità all'accesso dei fondi di rotazione o contributi mirati proprio per l'assunzione di tecnici che redigono i progetti, altrimenti rischiamo veramente di perdere un treno importantissimo per il nostro meridione, diciamo. Non è solo un problema di Aragona, ma è di tutta l'isola. Sindaco, allora passiamo alla seconda fase, che è la gestione del Covid, no? Sì. Chiaramente tutti i comuni siamo stati tutti, insomma, a gestire questo Covid. Ecco, gestire questa situazione pandemica, ecco, facciamo un po' il punto della situazione, anche perché ricordo che Aragona diverse volte è stato dichiarato zona rossa, quindi con le limitazioni, ecco,
Come avete affrontato questi 2 anni di, diciamo di che Covid sono... e come ancora purtroppo la pandemia non ci lascia, perché Omicron, il virus, diciamo, ha una sua evoluzione e che ancora, insomma, ci sono numeri alti nonostante la terza dose, insomma. Sono stati 2 anni Ci racconti difficilissimi. qualcosa su Sono stati 2 anni difficilissimi perché, ecco, nell'affrontare anche la gestione del Covid in zone, diciamo, come le nostre, dove che, ce lo possiamo dire chiaramente, c'è anche tanto lavoro nero, quindi quando c'è stato specialmente il lockdown si è creato realmente un cortocircuito, perché tutti i lavoratori a nero si sono trovati completamente senza niente. Quindi lì diciamo che grazie alla sensibilità di molti aragonesi che hanno dato cospicui contributi, grazie alla Caritas, al volontariato vincenziano e tante altre associazioni di Aragona, siamo riusciti comunque a evitare che potessero poi succedere anche fatti sgradevoli, perché quando un padre di famiglia non ha cosa mettere sulla tavola dei propri figli diventa difficile. E in questo devo dire che ci siamo riusciti, ci sono stati anche i nostri emigrati all'estero, lo voglio precisare al comune della Lovierre che noi siamo gemellati, che hanno mandato, l'associazione ACLA ha mandato un contributo di 10.000 euro, un contributo cospicuo che noi l'abbiamo utilizzato bene, quindi abbiamo gestito veramente benissimo la situazione del lockdown totale dei primi mesi del Covid, devo dire sempre grazie a Don Angelo Chillura che alla Caritas e a tutte le associazioni di volontariato. Siamo riusciti non solo a portare i beni di prima necessità, ma addirittura per Pasqua abbiamo fatto dei voucher per dare la possibilità alle famiglie di potersi andare a comprare il fresco, diciamo, per il periodo pasquale. Quindi devo dire che questo ha favorito il fatto di mantenere, ci ha aiutato tanto e quindi non ci sono stati... Per ciò che riguarda le risorse che sono arrivate dallo Stato, come le avete... Guardi, per quanto riguarda le risorse che sono arrivate dallo Stato, abbiamo fatto i voucher, abbiamo fatto, diciamo, una selezione in base al reddito e abbiamo distribuito tutti i fondi che ci sono arrivati. Abbiamo sgravato la Tari a tutte le attività commerciali che sono state costrette a chiudere per il periodo Covid. Devo dire che si è sentito, perché voglio dire, la crisi c'è e si sente, perché queste sono cose che poi si proiettano negli anni, specialmente ora in una fase che sembrava di ripresa. Il caro bollette sta mettendo in difficoltà quasi tutte le famiglie. Ecco, in tanti comuni sentivo che addirittura diverse zone dell'illuminazione pubblica sarà sospesa, almeno non so ad Aragona come... C'è stata anche una manifestazione giorni fa in diversi comuni che hanno deciso di spegnere la luce pubblica perché le bollette sono salate, insomma. Voi in questo senso pensate anche di farlo? Ma, guardi, noi di farlo a oggi no, perché dico fortunatamente in questi anni io le poche risorse che ho ottenuto per quanto riguarda l'efficientamento energetico li ho utilizzati per il cambio delle vecchie lampade a mercurio o a sodio in lampade a LED. Quindi abbiamo sostituito più di 1000 corpi illuminanti e questo porta un risparmio energetico di circa il 70%. Devo dire che pensavamo di avere un ristoro e quindi poter fare ulteriori investimenti. Oggi ci ritroviamo con bollette che sono quasi tanto quanto erano quando avevamo le lampade di vecchia generazione. Però se non avessimo portato avanti questa politica di risparmio energetico ci saremmo trovati nelle condizioni di altri comuni che sono costretti
a spegnere l'illuminazione pubblica. Sindaco, tra le tante cose positive mi risulta che avete avuto anche dei premi come passiamo alla raccolta differenziata, come comune virtuoso avete aumentato del 65% la differenziata e del 75% la media anno, quindi vi è arrivato del 75% è la media di quest'anno. Purtroppo negli anni... qual è stato il beneficio? A parte, diciamo, il beneficio si vedrà ora nel 2022, perché oltre ad avere la premialità, comunque dico grazie al fatto che la Regione ha autorizzato gli impianti in provincia di Agrigento, ha fatto sì che abbiamo diminuito i costi e quindi quest'anno sicuramente porteremo una riduzione di circa il 15% della Tari, proprio perché ecco, i costi di smaltimento sono diminuiti di più del 100%, perché il fatto che la Tari alla fine aumentava non era un discorso di aumento dei costi del servizio, era un aumento dei costi di trasferenza, perché noi portavamo l'indifferenziata ad Alcamo e addirittura portavamo l'umido a Foligno, perché qua non c'erano piattaforme che potevano ricevere l'umido. È da quasi un anno che l'indifferenziata viene portata a Cammarata dalla ditta traina e l'umido viene portato dalla ditta Vella nel centro di trasferenza dell'Ercana Friddi, quindi questo ha fatto sì di un abbattimento di quasi il 60% dei costi di trasferenza e quindi in una diminuzione del costo. Ecco, questo vuol dire che diciamo, la città e i cittadini di Aragona hanno collaborato. Sì, devo dire io sono fortunato, mi voglio congratulare veramente con i miei cittadini. Aragona è un paese sensibile e lo ha dimostrato nel periodo della pandemia, perché chi aveva di più ha dato e chi aveva di meno, quindi è grazie a queste donazioni da parte di imprese e cittadini che avevano possibilità economiche maggiori e che abbiamo, ecco, non abbiamo lasciato a nessuno fuori, a nessuno è mancato niente. Però è importante che il cittadino capisca che è un dovere che deve fare. Sì, anche per quanto riguarda comuni che purtroppo la raccolta differenziata, diciamo che raggiungiamo il 75%, anche perché voglio dire, quasi tutti la fanno una raccolta differenziata bene. Quindi diciamo, sì. C'è da migliorare ancora. C'è ancora da migliorare, però sa, dico, insomma, un buon traguardo. Sindaco, senta, dal rifiuti passiamo all'acqua. Con questa nuova gestione AICA si ci è arrivati, è stato un passaggio abbastanza tormentato, difficile, con le manifestazioni anche dei lavoratori di Girgenti Acque. Ecco, ci racconti un po' come si è arrivati a questa soluzione dell'AICA e quest'AICA che risposte sta dando, perché insomma sento che arrivano notizie che insomma di una probabile mancanza di fondi, che potrebbe a presto essere in dissesto. Insomma, lei che è da dentro, che notizie ci dà? Ma guardi, noi siamo ancora comuni che abbiamo la gestione in house, diciamo, del servizio. No, noi da AICA compriamo soltanto l'acqua all'ingrosso, ecco, che ogni mese fatturano e regolarmente paghiamo. AICA è... Quindi la gestione idrica è una cosa che fate, sì. Diciamo, se c'è una rottura, se c'è sì, no, questo facciamo tutto noi. Devo dire che la gestione idrica funziona benissimo. Ad Aragona non manca l'acqua, manca soltanto quando c'è qualche rottura alle condotte, perché ormai le condotte sono vecchie e fatiscenti e quindi specialmente d'inverno, quando ci sono piogge insistenti, si crea sempre qualche smottamento, quindi qualche rottura di condotte e qualche giorno di disservizio. Per il resto diciamo che il servizio idrico funziona bene, le bollette sono eque, non sono esose, quindi non abbiamo questo problema. AICA chiaramente è un consorzio di comuni a cui fa parte anche Aragona, una società consortile che nasce con buoni propositi, però poi non ha avuto il tempo di organizzarsi bene, perché il fallimento di Girgenti Acque ha portato a un inizio repentino senza una programmazione ben definita, quindi ci sono difficoltà Voi avete avuto diciamo, dei riscontri in negativo con la perdita di Girgenti Acque? No, assolutamente no.
Assolutamente no, perché voglio dire, noi acquistiamo soltanto acqua all'ingrosso, quindi acquistavamo e pagavamo Girgenti Acqua, e oggi acquistiamo e paghiamo Non avete ad rapporti AICA. col Tresorgenti? No, no, noi non abbiamo rapporti né col Tresorgente né con altre, diciamo, società, con altri acquedotti. Direttamente da AICA? Direttamente da AICA acquistiamo l'acqua. Ma devo dire, il servizio funziona. Quindi i cittadini non si lamentano per l'acqua, l'acqua è erogata, non è come Agrigento che ancora c'è gente che aspetta l'acqua anche con turni di 3-4 settimane. No, noi diciamo, facciamo l'erogazione dell'acqua 2 volte la settimana. Dico, è un orgoglio sentirsi dire. Ieri abbiamo avuto una bella manifestazione perché ricorreva il giorno della memoria di tutti i morti nelle foibe. Abbiamo intitolato una strada a un ex aviere che è morto proprio nelle foibe. È venuto il prefetto, è venuto il questore, è venuto il colonnello dei carabinieri, tutte le autorità, diciamo, civili e militari sono state presenti, anche le scolaresche. Questo ci ha tanto onorato. E la cosa che mi ha fatto tanto piacere è che sia Sua Eccellenza il Prefetto che il Colonnello dei Carabinieri mi hanno detto: guardi, noi giriamo tutti e 43 comuni, le devo fare complimenti perché Aragona è un paese sistemato e che a oggi non ha dato mai problemi. Quindi questo è un orgoglio a me come amministratore, un orgoglio che voglio trasmettere ai miei cittadini, di dire continuiamo così e su questa scia, perché siamo un esempio per la provincia. Insomma, abbiamo potuto documentare e raccontare anche diciamo, quello che è stato questo momento, che diciamo, lei è un po', anche altri momenti ci sono stati in cui lei ha voluto ricordare delle vittime. Ricordo i Fratellini Molone. I Fratellini Molone sono mettendo una targa. Sì, abbiamo intitolato una strada a questi due fratellini, perché sono stati veramente 2 martiri che purtroppo in un'esplosione non imprevista hanno perso la vita, ed è giusto, ecco, che si ricordino i martiri del proprio paese. Io infatti, se sarò rieletto... Ecco, stiamo vedendo delle immagini che abbiamo fatto ieri proprio alla manifestazione. Se sarò rieletto cercherò di intitolare tutte le strade di Aragona che oggi sono comunque intitolate ma con sigle, via A10, A12, F1, F2, F3, con principalmente con nomi di personaggi illustri o martiri del nostro paese, perché è giusto lasciare traccia e lasciare memoria. Sindaco, tra gli obiettivi cui lei è particolarmente, diciamo, fiero, c'è quella del nuovo campo sportivo. Ecco, noi spesso, grazie anche alla collaborazione del collega Butera, Tonino, voglio ringraziarlo e salutarlo affettuosamente, che è sempre vicino all'amministrazione comunale, anche con critiche quando servono, particolarmente quando ci vogliono fanno bene. Però insomma lei, diciamo, ha fatto un'azione, è contento del nuovo stadio, del nuovo campo sportivo. So che ora ci sarà il nuovo prato, le torri faro, la tribuna, insomma, come si è arrivati a questo percorso? Ma allora, nonostante il dissesto, questo era un progetto che era stato presentato nel 2009 dall'amministrazione tedesco. Poi insomma è stato un po' arenato, io poi l'ho ripreso non appena mi sono insediato, e devo dire che è stato un progetto difficile, perché quando abbiamo dovuto iniziare i lavori nel 2019 chiaramente i preziari regionali non erano più gli stessi, quindi ci sono state difficoltà per completarlo. Però io in questo devo dire grazie all'assessore regionale al turismo e a tutta l'assemblea regionale, perché ho fatto richiesta di poter utilizzare il ribasso d'asta che mi è stato accordato, poi con un finanziamento nazionale dell'efficientamento energetico abbiamo rinnovato tutte le torri faro,
E quindi questo ha fatto sì che abbiamo potuto completare uno stadio veramente grazioso, molto bello. Ci sono ancora dei piccoli lavori da fare, però stiamo stanziando con fondi comunali altri 40.000 euro per mettere la rete fermapallone, sistemare, diciamo, in malta cementizia la parte posteriore che è rimasta in terra battuta, dopodiché diciamo che stiamo consegnando... C'è stata anche la visita, già la prima visita sì, delle autorità competenti che sì, hanno sì, potuto sì. appurare, diciamo... C'è stata la prima visita dell'LND nazionale e ci ha dato il nulla osta. Ora diciamo che abbiamo già convocato la Commissione Pubblici Spettacoli e quindi a breve ci sarà il collaudo anche dei Vigili del Fuoco e sarà completamente operativo e poi fruibile. Anche l'altro evento collegato che è stato quello dell'Aragona Calcio, si è fondata la nuova squadra, no? Si è fondata grazie a Tonino Butera, che è l'instancabile Tonino Butera, assieme a diverse altre associazioni che lavorano sul territorio, come diciamo il professore Caltagirone, Gerino Butera, Girolamo Callea e tanti altri che ora non ricordo, che hanno creato tante belle scuole calcio, tanti focolai di ragazzi. Io ho contribuito a iscrivere la squadra alla terza categoria e devo dire che con grandi successi. Poi il fatto di vedere anche tante famiglie, tanti papà, tante mamme con tanti ragazzi che si tolgono dietro i monitor o dietro i cellulari e quindi si riesce a socializzare, che oggi non è una cosa da poco. Mentre noi facevamo questo perché non avevamo niente, oggi è al contrario. Bisogna togliere i ragazzi da dietro i monitor, da dietro i telefonini, per cercare comunque di farli socializzare. E poi assaporare anche il momento del calcio, che è uno sport popolare, quindi che ambizioni ha questa squadra? Speriamo di portarla in promozione, ecco, speriamo di portarla in promozione. Certo, passo dopo passo, ci sarà la seconda categoria, la prima categoria, però speriamo di portarla in promozione. C'è stato anche da parte di tanti cittadini, tante aziende, diciamo, che hanno contribuito con sponsorizzazioni. Anche in questo, diciamo, gli aragonesi si sono particolarmente tante aziende hanno contribuito con gli sponsor. Diciamo che Aragona in questo si distingue. Dico, noi anche grazie al grande Nino Di Giacomo abbiamo la squadra di pallavolo femminile, la SEAP dalle Cardillo Aragona, che è in Serie A. Dico, grazie a SEAP, grazie a Dalle Cardillo, ma anche grazie a tutte le imprese di Aragona, che ognuno con la sua piccola parte, diciamo che Aragona è anche il terzo main sponsor della pallavolo femminile Aragona. Ecco, facciamo anche gli auguri a Nino Di Giacomo, che da diversi anni porta avanti questo impegno nello sport, che chiaramente anche noi seguiamo l'Aragona, trasmettiamo le partite con tanto piacere. Dico, c'è sempre il nome di Aragona, nonostante tutto. Nino in questo è un grande. Ecco. Purtroppo non c'è un campo adeguato, per cui la squadra dell'Aragona è costretta a giocare a Porto Empedocle. Chissà, magari in questo avete pensato anche a un progetto futuro di un palazzetto, di un qualcosa che possa essere a quei livelli, dico. L'attuale palazzetto che c'è a giorni sarà interessato all'inizio dei lavori di ristrutturazione, perché anche lì abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro, abbiamo già fatto la gara d'appalto, abbiamo già affidato i lavori e a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione. Ahimè, per le dimensioni la Serie A non può giocare, quindi è un impegno perché ci vuole una struttura molto più... Sì, ci vuole una struttura più grande, diciamo, con dimensioni diverse, però ecco, garantisco che se sono rieletto, non appena usciremo dal dissesto, la prima cosa è cercare di trovare fonti di finanziamento tale, avere la possibilità di poter progettare, come dicevo un momento fa, che in questo momento non ce l'abbiamo per mancanza di fondi, quindi avere la possibilità di presentare un progetto di una palestra, di una struttura con
con dimensioni tali da poter ospitare anche la Serie A. Comunque si ringrazia, ecco, il Palamongata che ha dato la disponibilità. Certo. Sindaco, lei è stato anche particolarmente attento ai lavori di riqualificazione urbana, ce ne sono state tante, tra queste il piazzale Zorba, dove sono state collocate anche 2 targhe che vogliono ricordare il gemellaggio con la città di Lumiere, la caserma dei Carabinieri, insomma, e tante altre cose che magari, diciamo, lei se si vuole dire, insomma, anche lì si è asfaltato con del bitume alcune strade, si è provveduto a fare delle nuove opere di rete fognaria che hanno collegato Aragona, la zona artigianale con il resto della rete, insomma, tante iniziative. Anche in questo, nonostante di quel dissesto, siete stati particolarmente attivi. In questo, diciamo che, ecco, in un'azione di risparmio, come dicevo un momento fa, siamo riusciti con fondi comunali a recuperare delle somme per poter finanziare la fognatura di Caldare. Caldare è una frazione di Aragona che diciamo, sconda questa arretratezza, non aveva le fognature, era un grande dramma. Quindi in questo stiamo cercando, ecco, proprio di riqualificare Aragona in toto. Abbiamo iniziato anche i lavori della ristrutturazione, ad esempio, del Palazzo Principe. Lì abbiamo, tra le altre cose, fatto delle belle scoperte, perché all'interno del Palazzo Principe lato comune, ecco, abbiamo scoperto che c'è ancora la scala del 1700 sotto, diciamo, le lastre di marmo che avevano poggiato sopra, ancora intatta fortunatamente. Abbiamo tolto tutta la pavimentazione e abbiamo trovato anche degli scorci di pavimentazione del 1700, infatti abbiamo fatto intervenire la sovrintendenza. Mercoledì prossimo sarò a Palermo, ho l'appuntamento con l'assessore Falcone che si è reso disponibile per vedere se ci autorizzano anche lì l'utilizzo del ribasso d'ascia e se eventualmente avere qualche finanziamento aggiuntivo, perché, ecco, il palazzo lato comune, che sembrava quello di meno pregio, oggi con la scoperta di queste cose, diciamo che è diventato anche questo lato, diciamo, uno scorcio di Aragona veramente visitabile, devo dire, da portarlo a conoscenza di avete fatto tutti. Lavori anche sulla villa comunale? Io ho preso degli appunti, abbiamo lavori iniziati della villa comunale. Mi sono sentito ieri con l'impresa e mi ha detto che entro marzo completeranno i lavori della villa comunale. Stanno iniziando pure i lavori dell'asilo nido comunale. Abbiamo avuto anche la possibilità di farci finanziare una delle scuole più grandi di Aragona, la scuola Fontesse Episcopi, dove ci sono 12 aule che da una verifica sismica è stata dichiarata inagibile. Abbiamo avuto la fortuna di avere un finanziamento di 2.300.000 euro, abbiamo già appaltato i lavori, a giorni firmeremo il contratto ed entro marzo inizieranno i lavori di ristrutturazione anche della scuola Fontesse Episcopi. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata voglio dire, la costruzione l'ampliamento del cimitero, con una costruzione di una nuova ala dove sono nate 250 gentilizie e abbiamo costruito 80 loculi, ne andremo a costruire altri 80. Quindi sotto questo punto di vista non avete problemi per le sepolture? No, per le sepolture oggi non abbiamo problemi. Quando sono entrato io in amministrazione c'erano problemi seri. Guardi, io ho dovuto requisire dei loculi a persone che li avevano acquistate perché non c'era dove, ecco, fare le sepolture. Oggi, grazie all'ampliamento del cimitero, grazie alla costruzione di questi nuovi loculi, diciamo che non siamo in emergenza. Certo, ancora c'è tanto da fare, però ecco. Anche lo scuolabus avete finanziato? Scuolabus? No, lo scuolabus no. Noi ci troviamo invece in una situazione inversa oggi, di avere 2 scuolabus e non avere gli autisti.
avere 2 scuolabus e non avere gli autisti. Quindi come si... E quindi voglio dire, dico, non è, il servizio di scuolabus è sospeso in questo momento. Allora, Dico, però dico, ci sono gli autobus di linea. Senta, Sindaco, per ciò che riguarda invece le attività produttive dell'artigianato, so che avete fatto un progetto MacLoop. Sì. Col distretto dei Sicani. Sì. Allora, noi abbiamo partecipato a un bando del Galle, abbiamo ottenuto un finanziamento, a giorni ci sarà la gara. Ecco, abbiamo fatto tanto, magari qualche cosa la dimentico. No, vabbè, io mi sono un po' documentato, qualche cosa sono tantissime le cose, non sto qui a elencarle. Ho voluto un po' dividerle per categorie, per settore. Abbiamo ottenuto un finanziamento che, ecco, andremo a creare lì un salone conferenze con sistemi audio e video fissi. Poi dove esattamente? Nella ex chiesa del Purgatorio. Oggi diciamo che a causa della chiusura del Palazzo Principe ospita la biblioteca, ma la biblioteca di qua a 6 mesi, visto che il palazzo già è in ristrutturazione, andrà nella sua sede naturale, e quindi lì diciamo sarà fatto questo, ecco, salone per diciamo piccoli convegni con sistemi audio e video fissi. Ci sarà l'ingresso, un punto di informazione turistiche, in maniera tale, ecco, da poter dare la possibilità, una volta finito il palazzo e sistemato il paese. Abbiamo cambiato un bel po' di cartellonistica, abbiamo fatto quest'anno, grazie a una convenzione con la Forestale, siamo riusciti a fare la potatura di tutto il verde comunale. Insomma, stiamo cercando passo dopo passo di dare un decoro per dare, se questo Covid ci lascia in pace, di ritornare a vivere e poter ritornare a sognare, ecco. Mi sembra che abbiamo detto tutto? Tutto, insomma. Insomma, c'è tanto. Se vuole dire qualcosa, perché ci abbiamo alla conclusione di questa nostra Diciamo che in tutto questo ho voluto coinvolgere i giovani, quindi ci tengo anche a dirlo. Ci sono diverse associazioni che hanno aiutato tantissimo l'amministrazione. Per dire, domani alle 3:30 si inaugura, come diceva lei, lì alla Zorba, un angolo dove c'è l'omino che è stato donato dall'USEF, associazione dei minatori di carbone in Belgio, e noi abbiamo voluto mettere in collaborazione con il CESVOP, è un'associazione di giovani facilmente, e l'artista Stefano Terrasi, i loghi in ceramica del comune di Aragona e del comune di Laloviere. Abbiamo messo una panchina, abbiamo risistemato le aiuole, diciamo, abbiamo reso decoroso uno scorcio del paese. Domani alle 3:30 c'è l'inaugurazione. Poi abbiamo un'altra cosa che ho fatto, è quella di farmi cedere la vecchia scuola Niccolò Gallo, che era in totale abbandono, dove c'era infiltrazione di acqua. C'era prima l'istituto? L'istituto Niccolò Gallo, c'erano già infiltrazioni di acqua, insomma, se questa scuola rimaneva chiusa altri 2 o 3 anni era a rischio crollo. Ma lì l'abbiamo già messa in funzione, perché abbiamo fatto un bando, è stata assegnata a diverse associazioni, e già lì hanno realizzato una sala registrazione per artisti, hanno realizzato anche una scuola di musica che 3 mesi fa il Comune di Aragona ha firmato una convenzione con l'Istituto Toscanini di Ribera. Istituto musicale. Sì, istituto musicale. Ora è conservatorio. Ora è conservatorio, università, diciamo, è riconosciuto università, e lì praticamente diciamo che i ragazzi che vogliono entrare in conservatorio vengono preparati da docenti aragonesi per poi avviarsi all'università ed entrare in conservatorio. Mi sfuggiva gli interventi che avete fatto nel settore dei servizi sociali
con Telefono Aiuto, l'associazione Luce, anche lì siete stati sì, particolarmente lungimiranti. Anche lì, diciamo, noi in piazza Aldo Moro, perché Aragona, ahimè, è stata oggetto anche purtroppo di violenze, e quindi lì per dare, ecco, un segnale forte a questi mostri, definisco io, perché non si possono definire altrimenti, chi abusa specialmente di minorenni. E quindi abbiamo messo la panchina rossa, abbiamo un angolo della piazza, ecco, per dare, ecco, un segnale forte e stare vicino a queste vittime di violenza. Purtroppo siamo stati protagonisti anche sulla rete nazionale, sì, per queste notizie, insomma, poco piacevoli. Sì, quindi grazie anche all'associazione Rosa Bianca, Telefono Aiuto del CAV, poi abbiamo fatto anche una convenzione con l'ASP, con un'associazione per ecco, dare la possibilità a chi ne ha necessità di potersi, ecco, rapportare e quindi uscire. Sindaco, vorrei chiudere questa intervista con due momenti importanti di Aragona, la sagra della salsiccia e la sagra del Tacanto, sì. Momenti, diciamo, belli in cui noi seguivamo sempre, insomma, siamo in Laggio con Louviers, insomma, c'era particolarmente. Ma guardi, lì avevamo iniziato, sono stati fermati col Covid, stati completamente però, diciamo, bloccati. noi ne parliamo nella speranza che questa pandemia ci lasci e ci possano tornare di nuovo a vivere. Ma lì noi avevamo iniziato un processo anche di sviluppo turistico, e subito dopo che sono stato eletto abbiamo firmato la convenzione con l'associazione della Magna Via Francigena, quindi siamo stati inseriti nel circuito. Devo dire, era un sistema che funzionava benissimo, che stavamo incrementando. Ricordo la botte, c'era la botte del Pellegrino. Ecco, poi una cosa importante che abbiamo fatto, perché diciamo, siamo riusciti ad esportare la sagra della salsiccia in Belgio. Questo, diciamo, è un'idea che ho avuto assieme a diversi imprenditori del Belgio, perché io nel 2018 sono stato, a marzo del 2018, al Carnevale di La Louviers, e quando siamo scesi col sindaco di La Louviers, una persona anziana mi è venuta incontro, si è abbassata e ha baciato la fascia. Guardi, questo è stato un momento veramente toccante. E allora io ho parlato con questi amici miei che hanno l'associazione ACLA, e assieme al sindaco della Louviers ho detto, dico, noi oltre, voglio dire, agli scambi culturali dobbiamo creare qualche cosa di diverso. Abbiamo pensato di trasferire la sagra della salsiccia alla Louviers, abbiamo fatto la prima edizione nel 2018 che è andata bene, perché sono venuti circa 6 artigiani di Aragona e c'è stato, oltre che una grande festa, è un grande evento, anche diciamo, grandi scambi commerciali. Nel 2019 diciamo che sono venuti in Belgio 16 aziende artigiane di Aragona, quindi si è intensificato lo scambio commerciale oltre che culturale tra Aragona e La Louviers. Abbiamo avuto più di 15.000 presenze, sono venuti emigrati dalla Francia, dalla Germania e quant'altro. Il 2020 ricorreva il decennale del gemellaggio, avevamo organizzato veramente qualche cosa di ambizioso sia in Belgio che ad Aragona, e ahimè la pandemia ha bloccato tutto. Ecco, speriamo che passata questa pandemia si ricomincia. Abbiamo già in programma, ecco, nella speranza che... Anticipiamo qualcosa? Allora, abbiamo in programma già, ne abbiamo parlato tantissimo con il comune di La Louviers, di organizzare un altro evento a maggio per festeggiare questo decennale, quindi con una fiera, diciamo, un po' più di livello, e poi a settembre vengono l'amministrazione comunale, che porteranno i GIL e alcuni operatori commerciali e qua per, ecco, continuare questo scambio sia culturale che commerciale. Poi io ho stretto
in questi 5 anni un patto d'amicizia con il Comune di Comiso, perché il Comune di Comiso con il Comune di Aragona sono legati dai naselli, perché sono stati fondatori sia Ricordo di Comiso. Che prima della pandemia sì, noi abbiamo assistito a un gemellaggio fatto sì, proprio abbiamo, nella sala del Comune, se non questa, ricordo male. sì, insomma, nella sala, e questa, vuol dire che noi abbiamo sempre seguito con attenzione no, le attività comunali. Di questo vi ringrazio. E dal 5 all'8 di dicembre io sono stato in un piccolo comune della Basilicata, Sant'Angelo alle Fratte, un comune dove c'è un sindaco che sta portando a termine il terzo mandato, però che ha fatto diventare quel comune un gioiellino, e questo spero di fare io se vengo rieletto, perché poi dopo aver ristrutturato tutti gli edifici comunali, ha curato un pochettino tutto quello che è l'arredo urbano con murales che noi abbiamo iniziato grazie all'intervento delle associazioni. C'era una parete d'Aragona che era un muro bruttissimo, oggi è diventato pieno di murales, è diventato un bel quadro. Diciamo, vogliamo continuare in questa scia a cercare di stringere sempre più amicizie con comuni virtuosi per fare crescere Aragona e gli aragonesi. Bene Sindaco, quindi con queste prospettive diciamo, vorrà misurarsi nuovamente nella prossima campagna elettorale che diciamo, sarà tra qualche mese. Sì, no? Ancora l'assessorato all'autonomia non ha stabilito la data, però ho deciso di ricandidarmi e di rimettermi in gioco. Bene, ringraziamo il Sindaco di Aragona, abbiamo voluto fare un po' un excursus di questi 5 anni, non abbiamo parlato di tutto, ma chiaramente delle cose, degli obiettivi cui particolarmente il Sindaco ha raggiunto e anche del brutto momento che si è avuto dovuto al Covid-19. Gli facciamo i migliori auguri, ricordo che la trasmissione sarà visibile sull'LCN 92 in tutta la Sicilia, su TVA in streaming, televideagrigento.tv e tra qualche ora sarà anche caricata sul nostro sito YouTube, quindi chi la vuole vedere anche in tutto il mondo potrà vedersi questa intervista con il Sindaco di Aragona. Grazie Sindaco, grazie ai nostri telespettatori, una buona serata. Grazie a voi, buonasera.